ancora Prodi Berlusconi, Prodi Berlusconi, chi le dice selezioni, Prodi Berlusconi oppure Silvio con Romano, Berlusconi Prodi per chi vota l'italiano, Prodi Berlusconi, Berlusconi ancora Prodi, 9 aprile. Silvio Berlusconi, stivaletto e la pincella, con Romano Prodi, bicicletta e mortadella. Silvio, Romano, coraggio italiano, 9 aprile, chissà chi vincerà. Berlusconi, Prodi ancora Prodi e Berlusconi, Prodi Berlusconi, chi le vince selezioni, Prodi Berlusconi ancora Silvio con Romano, Berlusconi Prodi per chi vota l'italiano. Buongiorno. Berlusconi ancora Prodi, 9 aprile. Ciao Marco, come stai? Rosario? Tutto bene? Sì, grazie. Ti vedo che è una bella cena oggi. Grazie. Hai visto il faccia a faccia? Ne parlano tutti. Lo so. Dici, l'ubriaco. Sì. L'idiota e l'ubriaco. Siamo un film. Potremmo essere fieri di questa cosa. Sì. Chiunque vinca avremo o un ubriaco o un idiota. Quindi, esatto. L'hanno detto loro poi. Mica siamo noi, no. Fossimo noi, esatto. Allora ci potrebbero anche denunciare, però se lo sono detti a vicenda, quindi. Poi c'era il testimone. Sì, c'era Bruno Vespa che sentiva. Esatto. Io purtroppo non ho potuto vedere questo faccia a faccia perché com'era? Un vigile urbano. Perché lui è vero che lui a un certo punto gli ha detto lei è il moderatore, moderi, è vero? Sì, è vero. Ha messo in riga. Ma veramente, io poi ho visto, sono tornato tardi e l'ho visto poi su Matrix, vedevo dei pezzetti, ma sta cosa dell'idiota e dell'ubriaco è meravigliosa. Fantastico. Ubriaco e idiota, porca miseria. Vabbè, sono ragazzi. Chiunque vinca sono ragazzi. Sì. Tu chi preferisci, un ubriaco o un idiota? Non me lo chiedere a me, Fiore. Al governo chi vorresti tu? Un ubriaco o un idiota? No. Così levala ipoteticamente tu cosa preferisci? Uno che è ubriaco o uno che è idiota? Però secondo me l'idiota è idiota, è finita lì. Però se uno non smette di bere dove va a finire? Però si può smettere di bere, non si può smettere di essere idioti, insomma. Cremonesi, allora che ne pensi tu dell'idiota? Anch'io la penso uguale, un idiota è idiota. Tu lo sai com'è, no? Certo. Ne conosco di idioti. Scusate, presentiamo un amico che ci venuto a trovare che si sta trattenendo come un pazzo. Abbiamo con noi Gianluca Guidi che è tornato dall'inizio. Oggi siamo in 3. Buongiorno a tutti. Un uomo da una voce impostata. Sì. Un uomo a quest'ora sì. Un uomo con una risata che vi coinvolgerà, perché se noi riuscissimo a farlo ridere ci sarà veramente il. Ma non è difficile. No, non è ora adesso ti guardo, boom, e ridi. Se vuoi ci proviamo subito. No, però le risate non devono essere attaccate una all'altra. Sì, no, se no. Perché sennò poi non prende fiato. Come va lo spettacolo? Benissimo, grazie. Enzino come sta? Enzino sta bene, si è ripreso. Voi dovete sapere che lui è in teatro con The Producers. Chi è che l'ha visto qui, The Producers? In 2 su 100. Abbiamo 2, buona media. Dovete sapere che Gianluca Guidi, io lo dico, se sta cosa la conferma e la dico e la ridico, voi lo conoscete poco, lo conoscete al teatro così, ma non lo conoscete quando è così normale, quando è in camicia, in maniche di camicia arrotolate, che per lui è il massimo della trasgressione. Mi sento come Bono degli U2 in questo momento. È vero, perché tu, ricordiamolo, a 5 anni già ingessato. Aveva già il gessato a 5 anni. Sì. E quando eri alla scuola media ti scambiavano per. Dice lei è il preside? No, sono Guidi della terza B. Perché lui ha avuto sempre questo aspetto giovanile. Giovanile. Sì. Guarda che c'è Ballandi là dietro che ti guarda. Bibi, lui è un ottimo per un sabato sera, perché poi non sai come canta. Guarda, ti faccio un esempio, ti sto facendo una specie di tu potresti fare il mio agente, manager, esatto. Ti do il 60% di tutti i miei profitti. No, mi basta il 30. Ma anche a me basta il 30. Senti, ride. Adesso canzone subito, poi parliamo ancora del faccia a faccia, dell'ubriaco e dell'idiota. Allora, sei pronto? Sì. Fagli un Fly Me to the Moon, vediamo come se la cava. Attenzione, così buttate 3, 4. Fly me to the moon and let me play up there with those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Non ho il testo, continua tu. In other words, la sa a memoria. Hold my hand. A 3 anni la cantava. Ok, ci sono Gianluca.
In other words, baby kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Oh, in other words, I love you. Yeah! Ragazzi, così, senza prove, buttata là. Attenzione al primo faccia a faccia, 16 milioni di spettatori, è al secondo solo 12 milioni. Attenzione, si è avuto un primo risultato, 4 milioni di indecisi hanno deciso di guardare Cartoon Network. Vedi, hanno deciso. È bello che quando Gianluca ride rimane poi dopo la risata ancora un 5-6 secondi con la bocca aperta senza emettere suono, poi la chiude. È vero, c'hai questa Sì, era Paresi praticamente. Va bene caro. Allora Cremonesi, come va? Bene, la nostra tu? orchestra ieri sera grande successo all'Auditorium di Roma per una cosa molto bella che si chiamava Incontri d'autore. Pensa, c'ero io. C'ero io che facevo l'autore. C'era Ernesto Assante e Gino Castaldo, due valenti giornalisti nel panorama della musica italiana. Mi hanno fatto domande, su ogni domanda, diciamo che mi hanno fatto una domanda, la prima è durata 2 ore. Sì, partito da lì. È stato molto divertente. Devo dire che Cremonesi si è sbizzarrito, ha suonato, ha fatto improvvisazioni e a un certo punto abbiamo cantato Nessuno e me l'ha fatta 2 toni sotto. Bello. Quindi un'ottava sotto il rutto. Esatto. Quindi veniva una canzone tipo così, abbiamo fatto tutto il pubblico dell'Auditorium, c'era presente Renzo Piano, c'erano proprio noci, ciliegi, faggi, che poi in quelle sale dell'Auditorium tutto insonorizzato perfettamente. Se dovesse succedere qualcosa là dentro, fai aiuto, non ti sente nessuno, proprio non ti sente nessuno. E abbiamo fatto nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno Così, io voglio Mister Risata. Allora amici, se volete la risata di Gianluca come suoneria del telefonino, chiamate, la campioniamo. Noi la puoi campionare? La puoi campionare? Ecco, campionala. Allora Cremonesi, complimenti per ieri sera. E andiamo subito con il primo pezzo. Vai. Bellissima sta canzone, novità qui a Viva Radio 2. Ehi, dove vai? Tu non bravo questo, bravo questo che canta, che ha tenuto questo scheletro nell'armadio nascosto. Signori, quello che sentite è il maestro Cremonesi in una canzone a bassa, in una canzone fatta per Miss Italia. Esatto, e non l'aveva detta a nessuno. Allora adesso ve lo facciamo sentire ben bene. Mettimi dalla parte dove il maestro Cremonesi vuole fare l'Eminem di sta cippa. Vediamo, sentiamo un po' l'Eminem de no altri che cosa ha fatto. MC Bovisa, sentiamo. MC Bovisa, man, vai. Ehi, dove vai? Tu non cambi mai. Il tuo sorriso fa rumore tra 1 miliardo di parole. Il tuo viso è armonia, sei la perfezione nel tuo modo di apparire così acqua e sapone. Ehi, dove vai? Non rispondi mai. Cammini piano tra la gente, confondi senza chieder niente. Mi guardi senza dire fare mai niente. Sei tu che porti a spasso il sorriso delle donne, che cambia a volte un giorno e spesso cambia un giorno, che a volte sembra interminabile. Io farei inno Ma nazionale. benedette queste donne, Bravo Enrico. che sono come te. Gemello diverso. Sei il gemello diverso. Ma se alla Pausini hanno dato il Grammy, a te ti daranno 100 grammi. In testa mi 100 grammi. È bellissimo pezzo che noi metteremo ogni giorno. È stato prodotto da Patrizia Mirigliani. Enrico Cremonesi, questo bello scheletrino. Ma quante lettere che hai scritto, spedite non l'hai mai nella tua stanza, che si prende i sogni tuoi, ma tu non sai che dietro un gesto indifferente il tuo sorriso è così grande. Oh, si è stranito, si è stranito. Senza chiedere niente e io da sola sento. Basta, grazie. Cremonesi, scusa, Cremonesi, ma ti sei stranito? Ma scusa un attimo, l'hai fatta tu o non l'hai fatta tu? No.
Senti, guarda che non bisogna rinnegare mai niente. Scusa, Guidi? Un giudizio su questo pezzo, così al volo. Ma io direi discreto, ecco. Questo era un'elegante stroncatura. Dai. Gianluca è un signore, visto come ha detto quel discreto. Però Cremonesi, tu devi sapere che per me morto Sinatra, per me cioè non c'è più nient'altro. Esatto. Quindi è una cosa che non. Lui non l'ha fatto. E io non ho mai giocato ai cavalli in vita mia. Vabbè, Cremonesi, hai fatto una cosa che il pubblico ha anche apprezzato, perché battevano le mani. Sì. Attenzione, Berlusconi lancia il suo nuovo slogan. Sì. Veni, vidi, ici. Ecco la bocca aperta senza suono e un po' di. Ogni tanto gli entra qualche moscerino, capito? Allora, vabbè. Vedi i tossini girato qui, perché sennò la Germania. Sì. Gabriella si è preso 2 alitate, mica da ridere. Insomma, qui secondo voi, pubblico, ieri sera per alzata di mano e senza emettere suoni per par condicio, soprattutto certo. tu, Baldini, io non sei rispettoso della par condicio, solo per infatti. alzata di mano, Sì. perché non è giusto fare oppure dobbiamo essere corretti. Certo. Perché la correttezza. Sono nato corretto io, sì, al rum però. Anche inavvertitamente gliele alzo. Vai. Ecco, attenzione che Prodi replica subito a Berlusconi: hai voluto la ICI e mo pedala. Allora, per alzata di mano. Per alzata di mano, secondo voi, chi ha vinto il confronto? Per Prodi sulle mani? Giù. Per Berlusconi sulle mani? Bene, abbiamo capito. Basta. Bene. Noi sappiamo. Certo. Ma non diciamo. Se ha vinto l'idiota o l'ubriaco. Non lo diciamo, esatto. Comunque dalla padella alla brace in ogni caso, Nel senso, che ho detto qualcosa che non va, Guidi? Non ho ascoltato. No, perché non sentiva, era scollegato. Non ero scollegato. Allora, dopo lei e il moderatore e moderi, a Bruno Vespa Berlusconi ha continuato. Al portiere della Rai: lei è il portiere e porti. Lei è l'usciere? Usci. Lei è cassiere? Cassi. Lei è prodiere? Lei è il trombettista? Poi com'è? Lei è il trombettista? E allora? No, niente, suoni. Suoni, bravo. Suoni, E allora suoni, certo. certo. Allora andiamo veramente con la prima canzone che ci propone il nostro Marchino Lolli, Dopo grande questa regista di Via Radio 2, e poi ci collegheremo con lo smemorato di Cologno. Esatto. Attenzione, vai. Oh, ciao ragazzi. Signori, si va con Chico Buarque, versione italiana. La banda già suonata e cantata meravigliosamente da Mina e il suo clan. Questa Adesso c'è un volta altro è clan. interpretata dal Clan Zero, la banda. Sembrava proprio che la storia finisse già qua. Sembrava proprio che alla fine c'è poco da fare. Sembrava triste ricordare quei giorni in cui per le strade c'erano altre bande. Sembrava d'essere inghiottiti da banalità. Ci si incontrava un po' per sbaglio, per necessità. Nessuno in giro che volesse cantare. Ma ancora non è arrivata? Chi una tristezza così non la sentiva da mai. Quando la banda arrivò capì che tutto passò. Volevo dire di no, ma poi la banda passò. La mia ragazza era lì e allora dissi di sì. Ed un ragazzo che era triste sorrise all'amor. Ed una rosa che era chiusa di colpo sbocciò. Ed una frotta di bambini festosi si mise a suonare come fa la banda. E un uomo serio il suo cappello per aria lanciò. Fermò una donna che passava e poi la baciò. Dalle finestre quanta gente cantò. Aspetta, vediamo se è qua fuori. Che una tristezza così non la sentiva da mai. Quando la banda arrivò capì che tutto passò. Volevo dire di no, ma poi la banda passò. La mia ragazza era lì e allora dissi di sì. Ma sei sicuro che ha detto che veniva o non lo so? Non lo so. Abbiamo perso Cremonesi. Sì, è accusato. No, io sono sempre qua. Col titolo affondato. Tu hai subito un colpo. No, perché? Sì, guarda. Un po'. Ci sei rimasto male. Non Ma mi di che piace cosa, sta scusa? cosa. Che abbiamo messo quella bellissima canzone che hai fatto.
C'è il pubblico, guarda come ci è rimasto male, perché ama quella canzone già il pubblico. Il pubblico già l'ama, è bene perché tu sei molto Eminem lì, No, era Nino, il rapper del Giambellino. Enrico, rifatti subito. Dai, canta qualcosa tu, subito. Canto. Rifatti la bocca. La bocca. Dai, canta qualcosa. Non mi fa stare 20 minuti adesso di che so che faccio. Una cosa che ti piace, un Stevie Wonder, no? Fai quello che vuoi. Vai. Signori, guarda, ecco, in mezzo ai suoi fogli. Sì. Dai. Me ne ricordo qualcuno. Il piccolo Eminem, Eminemino Retano. Eminemino, dai. Eminemino non trova testi. Ma tu non hai bisogno di testi, puoi anche improvvisare un testo così, no? Dimmi qualcosa, dai, che te lo che ne so. Ma io con chi sto lavorando? Non lo so. A me dico una che piace a me, dai. Overjoyed. Overjoyed. No, non la so proprio. No, l'unica canzone che. Ok, possiamo contattare Vince Tempera, per favore. O Vessicchio, che tanto. Esatto, almeno con Vessicchio metti che uno deve fare il bancomat, lo metti. In bocca? Sì, perché lui c'ha la fessura. È vero, già. Non ha. No, gliel'hanno disegnata. I digiti, il codice negli occhi, l'unica cosa che si vede è la faccia. Sì. Sai che ho visto King Kong in DVD a proposito? Bello, molto bello. Che avevo sentito dire che era un brutto film. No, bellissimo. Invece è molto bello. Fatto bene, e belli tu non effetti. trovi che King Kong somigli a Vessicchio? Sì, è vero, un po' ce l'ha. Un pochino ce l'ha, un pochino di. Vabbè, nel frattempo Cremonesi, niente, non ti è venuto nulla da fare? No. Niente, un minimo di fantasia, un qualcosa. You are the sunshine of my life. Bella, ad bella. esempio. Il testo, vabbè, ce lo inventiamo. Sì, ce lo inventiamo. Non ho parole. You are the sunshine of my life. Vedi che è un piacere sentirlo. Certo. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Questa sì che è musica. Bravo Enrico. That's why I'll always be around. 7 donne si sono già innamorate di te subito. You must have known that I've been lonely. Sta cantando anche scusate. C'è qualcuno al telefono? Sì. Voglio andare a casa. La prima casa, com'è? Smemorato, buongiorno. Voglio andare a casa. Prima casa, com'è? Questo è l'ombelico del mondo. Ah, lei è Giovanotti. La casa, sì. la prima casa, com'è? Non lo so io. Senta. Come la mia moto. Sei proprio Moto. come lei. Sì. Andiamo a farci un giro ad Arcore, ti porterei. Ecco. Voglio andare a casa. La prima casa, com'è? Non lo so io, lo sa lei, scusi. E chi se lo ricorda? Allora, Smemorato, ieri aveva un appuntamento, no? Siamo curiosi di sapere com'è andato. Un attimo di pausa, deve pensarci, aspetta. Appuntamento, un attimo. Un appuntamento. Passante. Passante, avevo per caso un appuntamento, secondo lei, guardandomi in faccia? No. Penso di no, Ma non lo come ricordo. no? Vabbè, Purtroppo non me lo ricordo. Guardi, sta peggiorando, la sua memoria diventa sempre più corta. No, guardi, non è un problema di memoria, è che sono tornato a casa ubriaco e non ricordo nulla. Cosa succede? Pensi che Sì. per strada mi appoggiavo ai lampioni per tenermi in piedi. Ho capito, è un problema. Dunque, nel suo ricordo, insomma. No, ho una traccia. Ah, vede? Che traccia? Mi sono scritto su un foglietto la parola licis. Guardi, devo essere stata a un ristorante cinese perché solo lì danno i licis. Capisci? Sì, è vero, i licis. Ma perché scusi si è scritto Non licis lo su un so. foglietto? Io odio il licis. Io abolirei il licis. Guardi, forse per questo mi sono preso un ecco, appunto per abolire lici. No, ora direi licis. Licis con la S plurale, ecco. senza S è singolare, quindi lici. Certo. Ma anche lei, scusi, va nei ristoranti cinesi? Sì, ma non mangio mai il bollito. Senta, ma ho capito. C'è Guidi che sta svenendo, non so se lo conosce. Gesù. Senta, ma va nei ristoranti italiani, mangi cibo italiano, scusi, che so, spaghetti, parmigiano, un bel panino con la mortadella. Pronto? Eccolo. Memo? Pronto? Sì, salve, siamo noi della radio, si ricorda? Parlavamo di cibo, si ricorda? Sì. Che mi sono ubriacato? Sì, che lo iniziato... so, ma no, ieri mi ha preso così, forse bevo
per dimenticare. Più di quanto già non abbia dimenticato? Ma scusi, cosa dovrebbe dimenticare? Non me lo ricordo, quello è il problema. Non si ricorda quello che deve dimenticare? Ma insomma, strana la cosa. No? Capisci adesso perché bevo? Allora c'è solo un altro modo per tirarmi su il morale. Bene, come fa? Così. Siamo in testa! Siamo in testa! Siamo in Abbiamo capito, testissima! va bene. Senta, cerchiamo di capire cosa la tormenta. Non lo so. È come se domenica avessi un appuntamento importante. Domenica, lasci pensare, la Domenica delle Palme? Domenica delle Palme. Non so, ci sarà un sacco di gente. Sì, lo so. un sacco di gente. Ah sì, con il ramoscello d'ulivo in mano. Lei lo prenderà l'ulivo? Smemo? Un'altra volta, Presidente, lo stiamo È andato, stavolta è andato. Grazie, è andato stavolta, non lo riprendiamo più. C'avevo l'ambulanza sulle meningi, c'avevo. Va bene. Mi è passata sul timpano l'ambulanza qua proprio, vabbè. Mahler, eccolo qua. Certo che però posso dire una cosa, è capitata proprio la Domenica delle Palme sotto elezioni, questa è una grossissima mano. Sì, tutti con l'ulivo in mano. Io direi, adesso non so, ma per par condicio Domenica delle Palme si potrebbe andare in chiesa magari con l'ulivo. È una casetta. Ecco, una prima casetta. La casetta delle libertà, esatto. no? E scrivi casetta delle libertà e ulivo e vai in chiesa. Certo. Perché solo l'ulivo? Perché scusa. È subliminale, però è ulivo. C'è certo, niente da fare. C'è la domenica delle elezioni, si va in giro con l'ulivo. L'hanno fatta apposta. Bisogna essere giusti. Sì, quindi giusto, Domenica delle Palme con ulivo e piccola casetta nella una mano destra e una mano sinistra. Perfetto. Mahler, il demone del tardi. Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie tutti verdi, nei sogni del paese lui non ne avete mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo. Lei scende le scale come solo a me, le faccio posto sul mio tappeto che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto. Mi raccomando, amici tassisti, abbassate i finestrini, attaccate il nastrino rosso. Tra l'altro mi dicono che molti hanno il nastrino rosso, lo sai, che si vede. Tu ce l'hai, Gianluca? Quando lo ascolto lo metto. Lo metti? Sì. Che bello. Ma io telefonai anche alla redazione di Domenica In per lei. Sì, per telefonato, ho detto dovete invitare Gabriele Germani. Vabbè, ho capito, è attaccato. 50.000 l'aveva chiesto. Immagini se Berlusca esce e vede tutti i tassi con nastrino rosso. Gli viene un'altra Gesù, portatelo via. Lo portano via. No, comunque i tassisti meravigliosi di tutta Italia, tutti col nastrino rosso. Addirittura mi hanno detto che qua ci sono dei negozi che hanno magari all'orario nostro la radio e hanno messo un paio a Milano, mi hanno detto dei nastrini rossi nelle insegne. Che bello. Quanto ci piace questa cosa. Fateci sapere al nostro numero di SMS 348 7300 200. se vedete dei nastrini rossi comunicateci dove e quando. E perché. Ok, e perché. Anche perché. Esatto. E perché? Hai detto perché? No, lo sapevo. Prende pure la rincorsa. Ciao, come va? Sono tornato, guarda chi c'è, Balzania e Ballandi insieme. Cosa trameranno? C'è tutto il clero. Sì, salutiamo anche due nostri amici sacerdoti che oggi sono venuti a vederci. Da Radio Vaticana? Da Radio Vaticana addirittura. Dove siete, ragazzi? Dove siete? Alzate una mano e benediceteci. Eccoli là, ciao. Buongiorno. Ci volete dire qualcosa dopo? Venite? Venite? Che bello. Io non so se più andiamo avanti con allora lui di Radio Vaticana si chiama DJ San Francesco. Ok.
si prende dappertutto perché hanno una bella parabola. Che fa scherzi. Certo. Andiamo avanti. Beh, noi scherziamo sempre, certo, ma lo facciamo veramente con benevolenza. Certo. Cantiamo anche le canzoni di chiesa, l'abbiamo fatto più volte. Signore, sei tu il mio pastore, l'abbiamo fatta 20 volte. volte. Sei tu il mio pastore. Certo, cantarla con questa voce sembra un indemoniato, esatto. quindi non posso Forse neanche non è il caso. cantarla. Bene, ma volevo dirti una cosa. Ehi, tu sai. Ha visto qualcosa che non andava. Sì, ho visto qualcosa. Vorrei dire ai nostri amici sacerdoti, potete uscire 2 minuti? Solo due. Sì. Ehi, a proposito, sai perché devi preoccuparti se prima del decollo il pilota dà direttamente la scatola nera nelle mani degli inquirenti? No, non lo so. Ma dovresti saperlo. Lo so, ma non lo so. A proposito, Baldini, sai perché se ti metti a letto ubriaco e abbracciando tua moglie ti sembra più pelosa del solito, forse ti sei infilato nella cuccia del cane? È probabile, però non lo so. Vabbè, ma sono cose che vanno sapute. Certo. Le cose vanno sapute. Ehi, sai perché non esistono preservativi fatti all'uncinetto? No, non lo sapevo io. Ma va? Non lo so, so dove andremo a finire tra poco, però non so. Io spero che non ci scomunichino. Siamo sulla via. Senti, sai perché se uno ti toglie la palla tra le gambe è meglio che tu non stia giocando a pallone? Va bene, so. Anche questa era sul limite. Che bello lui, lo sai perché ci metto tanto, perché le leggo e le rileggo. E dico, che faccio? La dico o non la dico? Ma sì, tanto è l'uomo del sai. Senti, Marco. Dimmi, uomo di sai perché. Sai perché la crema di bellezza di Camilla Parker Bowles si chiama Lourdes? Una vaga idea, però non lo so. Lo so. Certo. Applaude anche Bibi. Dunque va bene. Se applaude lui è come se applaudisse il Papa. Quasi. Quindi è siamo lì. Quasi. Ehi, a proposito, no, l'ultima non la dico. Non si può. No. Non oso neanche tu, uomo di sai perché. Guidi me l'ha chiesta, ha detto dammela a me. No. Voglio vederla, ho detto. Non la leggo, giuro, però voglio leggerla. Poi la passi qua anche, perché sono curioso. È l'ultima. Vediamo la reazione di Gianluca. Solo la reazione. Ecco, questa vi può bastare. E la sai perché? Bene, sai perché adesso gli F4, eccoli. Noi siamo veramente orgoglioni di dire che questi ragazzi li abbiamo aiutati noi da questa emittente. I Beatles della Bassa Padana. Sì, questo pezzo molto dolce, molto scanzonato, carino. Come quelle canzoni che si facevano una volta, senza troppo impegno, leggero, uno zainetto in spalla, una bicicletta e via, verso strade lontane. Tu Amsterdam, e la tua bella, coffee shop e quant'altro. Signori, sono loro. Sì. Mi è venuto che sono loro. Gli F4 con Fammi un sorriso. Come si fa a parlare se non ho niente da dire? Se non ho fiato per gonfiare le parole? Come si fa a piacere agli altri senza farsi del male? Ad orientarsi su una barca in mezzo al mare? Come si fa a cantare una canzone d'amore o una musica? Vediamo nel coro? Vai. Fammi un sorriso dei tuoi. Ma la conoscete? Fammi un sorriso. Quasi. No, parecchie, guarda, la signora la sa tutta. Lei la sa tutta, è vero. Lacrima è una scusa per non dirmi una bugia. Fammi un sorriso dei tuoi. Fammi un sorriso. Come si fa a toccare il cielo con un dito? Se si galleggia
proprio carina, Sì, bella. Fammi un sorriso, perché fammi un sorriso. gli F4, canzone che sentirete secondo me su tutte le spiagge italiane. Questa è da spiaggia, va. Applauso spontaneo del pubblico, incredibile. Vorremmo vedere quando le radio, quelle che contano, si faranno sentire, una mano, tipo Radio DJ, RDS, 101, RTL, Play Radio, Radio Italia. Lì attenzione, fermi tutti. Quando si dice Radio Italia italiana, ci abbiamo lo spot vivente. Radio Italia, mandate gli F4, mandate soprattutto i tiri al piattello che non li volete mai mettere. Perché? Noi vi regaliamo uno spot al giorno, facciamo un cambio merce, giusto Valsania? Radio Italia, solo musica italiana, è la radio che ti tiene compagnia. La sai quindi? Ti regalerà la felicità. Radio Italia, solo musica italiana. Se non mandano gli F4 e tira il piattello adesso, veramente, allora siete proprio faremo un altro spot. Abbiamo una radiopromozione molto bella interpretata da Marco Baldini. Sono le nuove uova di Pasqua, vero? Quelle? Sì, le Bauli. Delle Bauli, che c'è un uovo di Pasqua bellissimo con dentro un panettone. Ne siamo scrofanate 56 noi. Esatto. Come sorpresa c'è il panettone, e dentro il panettone c'è la sorpresa che c'è la colomba, e dentro la colomba fa l'uovo, c'è un altro uovo con piccolo di cioccolata. Esatto, di cioccolato, più un uovo vero e un tortellino che mette Giovanni Rana per fare gli auguri. Candito, e abbiamo detto 27 marche, la Sipra sarà felice e arriverà la lettera tra qualche giorno. Sicuramente attenzione prima della promozione. Allora, attenzione, le migliori promesse del faccia a faccia. Berlusconi ha detto aboliremo l'ICI, Prodi ha detto aboliremo Berlusconi, Bruno Vespa ha detto abolirò i NEI. Va bene. Bella. Promozione. Quella di prima. Vai. Il bello di Pasqua sta nelle uova. Le agiti dolcemente cercando di capire cosa c'è dentro, le scarti piano piano, poi le rompi in preda a un'irresistibile curiosità e alla fine resti sempre deluso. Basta brutte sorprese. I più bei regali di Pasqua li trovi in bauli grandi firme, perché sono pensati apposta per lui e lei, per ragazzi e ragazze. Belle le sorprese, buono il cioccolato, superiore al latte o extra fondente. Bauli grandi firme. Riscopri il gusto di sorprenderti. Ci risiamo, eccoci dal vivo, via Asiago. Intanto si stanno mettendo d'accordo. Per delle canzoni che farete dopo, no Gianluca? Allora Fidel, devi stare fermo. Gianni Minà. Fermo, concentrato, forza. Sentiamo. Allora chiudi un occhio, prendi bene la mira, forza, trattieni il respiro. Così. Che fanno? Così. Vai ora. Che? Ma minchia Fidele, se continui così i clienti non giocano più con noi. È la terza volta che manchi la mela. Signor Minà, ma che sta facendo? Stavamo giocando a Guglielmo Tell. Allora lei mi sembra di capire che si occupa sempre di quel villaggio turistico. Sono il capo animatore. Stavo appunto organizzando dei divertimenti passatempo per i clienti del nostro villaggio eroicamente turistico. Senta, e qual è il programma di oggi? Ci dica un po'. Ore 15 caccia al tesoro cubana. Com'è la caccia? Normale, suppongo, no? Non proprio, questa è la versione cubana. Si rinchiudono tutti i cuochi dentro la cella frigorifera insieme a una bomba ad alto potenziale collegata a un timer. Bello. I clienti, se vogliono cenare, hanno 23 minuti per trovare la chiave della cella e liberare i cuochi. Ma scusi, ma così i cuochi rischiano la pelle? Certo, ne abbiamo cambiati almeno 47 negli ultimi 4 anni. Ci credo io. Comunque, alle 16 c'è la gara di Pentotal. E come funziona sta gara di Pentotal? Si somministra dei clienti maschi una massiccia dose di Pentotal. Poi gli si fanno delle domande sulle attività sessuali delle loro amanti. Tutto ovviamente davanti alle loro mogli. Certo, se no, chi vince? Vince il cliente che ha sul referto medico la prognosi col maggior numero di giorni di ricovero in ospedale. L'evitazione vale doppio, però. Questa volta il tutto ovviamente fra l'ilarità generale. Ma a chi vengono in mente ste cose? A chi possono venire in mente se non a un gruppo affiatato come noi, amici ed eroi. Siamo io, Fidel
Ivan Pedrosa, Paco Pegna, Sotomayor, Stefano Cerioni, John Castavedens, Gem Paceco, Brigitta Bulgari, Enrico Loverso, Procinski, Lara Magoni, Red Gantian, Stefano Rebonato, Cristiano Gatti, Fiorella Pierobon, Carlo Croccolo, Samantha De Grenet, Valérie Borzov e l'Eintracht de Francoforte, però senza massaggiatori. Ecco, allora. Senta, il suo villaggio è ben frequentato, sì? Beh, ci sono un sacco di video. Ho proprio qui davanti a me delle foto ricordo. Ce le descriva, Ecco, c'è Sergei Bubka mentre picchia brutalmente con la sua asta Ezio Zermiani. Bella questa. Poi c'è una foto bellissima di Henry Kissinger e Lello Arena mentre truffano dei pensionati cubani col gioco delle tre carte. Kissinger e Arena. Poi c'è Guido Meda, ecco, lo vedi in questa foto mentre viene preso a sberle da Don Luri, una foto di molto tempo fa. Poi Ben Johnson e Renato Portaluppi mentre giocano a carta, forbice e pietra. E guardate questa foto meravigliosa. Alfredo Pigna, Guido Oddo e Adriano De Zan ubriachi come tre cucuzze mentre molestano Carmen Consoli. Poi c'è, guardate questa bella foto, Bud Spencer mentre appallottola una caccola con l'indice e il pollice per farle perdere il potere adesivo. Ma che schifo, dai. C'è qui chi sta svenendo, signor Minale. Non è un antifurto, E poi c'è una foto tessera di Andrea Sanna. Andrea Sanna, ma chi è sta Andrea Sanna? È il fidanzatino di una nipote di Mario e Pippo Sant'Anastasio. Vabbè, grazie. Adesso vi saluto logicamente, viva Cuba, viva il Pampino. Viva tutto, Eccoci. Questo è tanto che lo mettevamo, lo strunz di tintoria. Ci servirebbero delle bandierine per comunicare con cremonesi tipo quelli dell'aeroporto, sai? Analizzando tutto quanto sto toccando il fondo, lo vedo, lo sento e me ne rendo conto. La scuola va anche questo è forte, mi stressa, mi odiano e Ti piace Gianluca? Senti. Sesso delle mie bramme. Però la sai. Non potrò anch'io entrare dentro il tuo reame mentre aspetto al freddo per entrare in discoteca e faccio un altro al volo e il butta fuori. Arrivano SMS sulla risata di Gianluca, dice risuscita pure i morti. Così hanno detto. Salve. Si sente figo invece è proprio stunz. Si sente figo invece è proprio stunz. Nuove tabelle della legge sulle droghe leggere. Radio Maria non si può ascoltare più di 3 ore al giorno. E faccio le ore piccole davanti al tuo portale. Il mio sogno più grande vabbè. dai grandi a per le mie storie importanti. E c'è sta cosa, no? Della nuova legge, no? Si possono portare 23. Quanti? 23. No, guarda, c'è la notizia, ecco qua, Corriere della Sera, tu leggi, c'è scritto droga, spacciatori dopo 20 spinelli, il capo della polizia, li prenderemo tutti, dopo 20 spinelli non è difficile riconoscerli. Sul lampione si trova. Beh, però vi immaginate voi un bel faccia a faccia dopo uno spinello? Ah, che gioia sarebbe. Prodi che si fa uno spinello e pure Prodi, immagini allora Romano, cosa fai? E l'altro? Però Vespa mi pare. Adesso no, Vespa buono questo Marocco. Allora Silvio, allora passa la canna. Grazie. Perché non ti. Cosa hai mangiato? Il pollo? Forza, passala. Vieni Romano. Prova anche tu. Bello sarebbe.
Perfetto, il fumo, chi lo porta, forza, ci siamo. Pensa che faccia a faccia sarebbe loro così. Sai, uno pensa, sarebbe fantastico. Chissà quanto rideremo. Secondo te, dopo sta cosa, ci verrà a prendere qualcuno? Sicuro. Non finiamo la trasmissione. Non arriviamo alle 3. E allora diamo. Diamo una svolta al programma. Cremonesi, ragazzi dell'orchestra, diamo una svolta seria. Adesso vi stupiremo. Guarda, perché andiamo a cantare una cosa, ma che c'è? Nulla, però è una bella cosa. Adesso sentiamo, dai. Si prepara da cantante serio, quando fa così canta davvero. Hanno ragione, mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia se non l'ha capito già. E che gli dico, guardi non posso, io quando ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Luci a San Siro di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta, quel freddo che fa qui. Ma il tempo emigra, mi han messo in mezzo, ma son capace più di dire un solo no. Ti vedo a volte, ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita, fa la tua vita, tanto doveva prima o poi finire lì. Ridevi forse, avevi un fiore, non ti ho capita, non mi hai capito mai. Scrivi vecchioni, scrivi canzoni, che più ne scrivi più sei bravo e fai da ne. Tanto che importa a chi le ascolta, se lei c'è stata o non c'è stata, lei chi è? Fatti pagare, fatti valere, più abbassi il capo e più ti dicono di sì. E se hai le mani sporche, poi che importa? Tienile chiuse e nessuno lo saprà. Milano mia, portami via, fa tanto freddo, ho schifo e non ne posso più. Facciamo un cambio, prenditi pure quel po' di soldi, quel po' di celebrità, ma dammi indietro
scusa, stavo scherzando. Luci a San Siro non ne accenderanno più. Ora perché l'Inter ha vinto 2 volte. Scusate, ogni tanto abbiamo cambiato registro, sì. E abbiamo, perché oggi mentre eravamo così ci siamo trovati con Cremonesi tra le mani questo testo, sì. Allora abbiamo visto e ho detto ma questa è quella bellissima di Vecchioni, che salutiamo, il professore. Salve professore, un piccolo omaggio. Cos'era? Ecco, una nuova versione è stata subito scritta Lici a San Siro, ovviamente. Non poteva mancare oggi. La nostra amica. Sì, è il momento di ancora di rimanere su questo registro molto serio, perché si parla davvero di arte, cinema, con una grande attrice. Abbiamo la Bellucci da Parigi. Parigi, Monica, ci sei? Oui. Ecco. How are you? Sì. Do you speak English? No, I don't speak English. I speak French. Scusa, uno schiaffo morale. Oui, ma come mai? È da ieri che parla un po' più molto un po' sospirata, così, molto. Come stai? Bene, grazie. Non ci. Che sta facendo? Stavo vedendo una mia pellicola di un anno fa e devo dire che non sono molto entusiasta. Si sente. Sì, perché ero sensuale, le scene di nudo erano erotiche e raffinate, le location originali, illuminazione giusta, ma erano gli altri personaggi che hanno rovinato tutto. Ma scusa, di quale film? Ne ha fatti tanti lei. Il filmino del battesimo di Deva. È sua figlia, certo. Io pensavo. Sì, anch'io pensavo, chissà che. Vabbè. Senti, tu hai sempre voluto lavorare nello spettacolo, no? Insomma, a proposito. Esatto. Fin da giovane, guardando il mio corpo allo specchio, pensavo che grazie ad esso sarei arrivata molto lontana. Poi ho incontrato una persona che mi ha fatto capire che nella recitazione si deve vedere anche l'anima. Si deve vedere Chi era? Tinto Brass. Pensa te, figurati gli altri. Senti, posso dire una cosa, Marco? Ieri, non so se avete visto su Canale 5, Monica qui in Italia, visto che lei lei è a Parigi, hanno dato Ricordati di me, il film quello di Muccino, ieri sera proprio. Era contro il faccia a faccia, c'era la sua. Era contro il reality. Anche quello è un reality. Purtroppo l'esperienza con Muccino non è stata molto bella. Devo dire che tutti i registi con cui ho lavorato non ho mai trovato uno così esigente e maniacale come Muccino. Mi ha fatto vivere un vero inferno. Madonna, addirittura. E cosa voleva che facessi, scusami? Pretendeva che recitassi e mi muovessi contemporaneamente. È un tiranno. Un tirannissimo. È un tiranno, non si fa. No, esatto. Senti, tua figlia Deva come sta? Bene, grazie. Ieri l'ho portata con me a prendere il treno per la prima volta. Avreste dovuto vedere che carine che eravamo. Io seduta sulla poltrona e lei tutto il tempo a guardare dal finestrino e a fare ciao ciao con la manina. Bello, e poi? E poi la prima fermata del treno l'ho fatta entrare. Vabbè, dai. Che ci vuoi fare? Canto il vanto del santo che accanto al manto ha tanto pianto. È l'addizione. Edizione. Cos'è questo? Scusate, questo invece è un avviso di chiamata. Chi è? È la mia mamma. Aspettiamo qui in linea? Faccio attendere in linea. Va bene, dai, aspettiamo, sentiamo. Pronto, ma? Sta tutto a posto? Guardate, ma io sto ancora sotto shock per maniaco che mi ha fermato proprio ieri dentro un vicoletto. Ma se ci ripenso a quello che mi ha fatto mi sento morire. Credo una violenza. Mi ha minacciato con un coltello, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: ma te sei Monica Bellucci? Allora, visto che sta nell'ambiente, mi procuri l'autografo di Jennifer Lopez? A me, ma ti rendi conto? Me l'ha detto a me. Ma a proposito dei maniaci, sto a parlare con quei due satanati della radio. Chi satanati? Ma perché? Te li piglio dopo, ma un attimo. Pronto? Pronto, Baldini? Sì, Baldini. Ma eccomi. I soliti rumori sento là stranissimi. Ma cos'è? Che è sto casino? Aiuto!
c'est moi. Allez-moi de la qui je veux la Monica, c'est bon. Luca, c'est bon, c'est bon. Mamma, c'est bon. Monica, abbiamo capito che era tuo marito. Oui. Vincent Cassel. Scusa, che stava facendo? Che stava facendo, scusa? Sta passando il burro cacao sulle labbra. Ah, grazie. Eccola, pubblicità. Guarda! Oh, dimmi che si vede. Shh, fammi vedere. Dai, basta tu, ora tocca a me. Aspetta, solo un altro po'. Dai, passalo a me sto tappo. Ma siamo noi! In barca con Marta, Simona, Paolo, Giulia, Sara, Laura, Matteo. Guarda bene sotto il tappo di Baileys. Puoi vincere 5 vacanze in Caicco in Grecia per te e 5 tuoi amici. 1000 moca Bialetti e 500 frullatori Gaggia. Francesco, Marco, Andrea, Luca. Gloria, noi e altri 4. Regolamento completo su vinciconbaileys.it. Casa, dolce casa. Benvenuto al CAF ACLI. Grazie. Qui trovo un ambiente cordiale e accogliente per sbrigare tutte le mie pratiche fiscali. Al CAF ACLI mi sento proprio come a casa. CAF ACLI. Teniamo a voi. Uomo tutto d'un pezzo con la verità in tasca. Mi rivolgo a te, che ne sai sempre una più del diavolo. Che o è come vuoi tu o niente. Eroe d'altri tempi che dopo hanno gettato via lo stampo. Uno di poche parole. Passato alla storia per aver detto: il solito. Questo saluto è per te. Addio! Da oggi si cambia con la nuova Sambuca Averna 100% anice stellato, la delicata Sambuca e agrumi e la sorprendente Sambuca e liquirizia. Averna, il gusto pieno della vita. Dovete andare da Expert! Perché da Expert trovi grandi offerte. Con Ticket Kilowatt sconti alla cassa fino a 100 euro. Paghi da ottobre 2006 fino a 24 rate a interessi zero su tantissimi prodotti. Come il frigorifero combinato Ignis classe A, capacità totale 320 litri, che paghi meno di 30 euro al mese. Expert. Gli esperti siamo noi. TAN 0 TAG variabile. Vedi regolamento nei punti vendita che aderiscono all'iniziativa. Sono l'uccellino di Oliveto e Rocchetta. Mi sono appollaiato sopra un seggio. Gli elettori eleggono, gli scrutatori scrutano, il carabiniere veglia, la bella scrutatrice beve Rocchetta. Ora di pranzo l'affluenza dirada. L'Italia mangia. Mangiano i commissari, panini, tramezzini, qualche supplì. Il presidente si è appisolato. La bella scrutatrice gli dà una pedata. Lui apre un occhio, beve Oliveto e digerisce. Adesso s'alza lei. Lui la guarda voglioso. Lei va a fare plin plin. Oliveto e Rocchetta sono acque della salute. Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano. Amaro Lucano, voglio il meglio. Peccato che non c'eravate. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Booty. Shake your booty. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Dal vivo. Shake your booty. Viva Radio 2. Non cantano manco se gli dico oh cantate, facciamo il coro, mi guardano e non cantano. Purtroppo Cremonesi abbiamo solo il suo corpo perché da quando no, ma che cosa stai dicendo? Sì, diciamolo in diretta, se da quando rimetti la canzone. Allora, ma è possibile? Ma perché? Ma io non lo so, da quando abbiamo messo sta canzone lui non esiste più, non suona più, non sa niente, non canta, ma cos'ha questa canzone di terribile? Sentiamo. No, dove vai tu non cambi mai, il tuo sorriso fa rumore tra 1 miliardo di parole, il tuo viso è armonia, se la grazie. Ci faccio la suoneria. Ma se com'è sta canzone? Vedi? E allora? Oh. Dopo aver sentito la canzone di Cremonesi, Fini ammonisce. Lo vedete come si finisce a fumare più di 20 spinelli al giorno? Ma dai, Enrico, dai, siamo a Viva Radio 2, non siamo mica a... È molto meno peggio se avessero messo il mio pezzo di Sanremo, per esempio. Perché c'hai un pezzo che è andato a Sanremo? 2 sì. ne ho io. 2 pezzi? E non se lo ricorda nessuno, pensa. Questa è la cosa più bella di quanti l'hanno comprato?
8 credo. Ma nella somma dei 2 anni. Ho capito. 4, 89 e altri 5 o 6 nel 90. Leggendo nel tuo curriculum, leggo, e non sto scherzando, una cosa, c'è scritto Sagra della Triglia. Che vuol dire? Che hai fatto? È nel curriculum. Sì. Pensa te. Dov'era sta Sagra della Triglia? Era in Liguria, insomma, a Porto Venere. E ma che lì cosa è successo? No, lì dopo Sanremo si acquisisce questa popolarità pazzesca, no? Per cui si cominciano a fare le sagre d'estate. I cantanti di insuccesso fanno le sagre, gli altri fanno stadi, cose, teatri. Alla Sagra della Triglia io scesi dalla macchina e parcheggiavo la macchina. A un certo punto una signora, credo emiliana dal centro, mi dice: senta un po', io ho sempre avuto un target molto alto come età. Cioè non ho mai interessato gli under 35, diciamo. Tu sei sempre sul... Sì, over 60 sono già un botto per me. E allora questa signora, questa madre di famiglia, si avvicina e mi dice: senta un po', ma lei è Gianluca? Dico: sì signor Omo, che piacere conoscerla, caro Gianluca. Sa che io seguo tutti i suoi spettacoli, visto Sanremo, ho visto il Festival di Sanremo, ho visto tutto il suo papà, sua mamma, non diciamo nemmeno niente di loro, è come se fossero miei amici da una vita proprio, mi hanno accompagnato il matrimonio, tanto io dovevo andare a provare, mi dicevo: sì signora, ma non è l'unica poi che fa sta cosa. Arriva una sua amica e dice: Teresa, guardamo qua, c'è Gianluca, l'hai visto Gianluca? Sai chi è questo bel ragazzo qua? Teresa non sapeva nulla assolutamente. Ma dai, Teresa, ma che figura mi fai fare? Teresa, dai, su, ma questo bel ragazzo qua è Gianluca, non l'hai visto ma al Festival di Sanremo? L'hai visto al Festival di Sanremo? No, non l'ho visto. Teresa, ma insomma, dai, che figura. È Gianluca, no? È il figlio di Gianni Morandi e Giulietta Masina. Cancellato 30 anni di cinema italiano così. Certo che te ne sono successe tante di queste, Gianluca. Beh, la domanda più frequente che mi hanno chiesto è: lei è il figlio di Dorelli? Quella la domanda che mi fanno più spesso. Lei è il figlio di Dorelli? Tu che dici? No. Oddio mio. Però spesso e volentieri mi è successo una volta io lo sentirei per ore. Ho avuto una fan giovane. Dai, età. Credo fosse 16-17, se non mi ricordo. Si chiamava Antonella ed era una conterranea tua. Ah, Firenze? Toscana quantomeno. Perché mi chiamò e mi suonò il telefonino. Io lo comprai dopo molti anni che era uscito, anzi me lo regalarono perché con la tecnologia non è che c'ho sta. Allora suona il telefono, dico: pronto? Gianluca. Ciao, dico: chi parla? Sono Antonella, telefono fatti conto, da Cecina. Sono di Cecina. Dico: Antonella, ma senti, ma io ho avuto il tuo numero, ma chi te l'ha dato? Dice: me l'ha dato un mago. Però siccome essendo l'unica che telefonava tu non stai a guardare troppo, vai per il sottile, capito? Dice: telefona quando ti pare, una fan che telefonava. Quindi allora comincia. Questo è il momento tragico della trasmissione. Allora comincia questo rapporto di telefono. Gianluca, io Antonella, e la riconoscevo, essendo l'unica, io sapevo chi era. E allora come va? Ma senti, stamattina si è fatta a scuola, si è fatto il compito di matematica, si è fatto questo, ma raccontava la sua vita. E passano 5 o 6 mesi di rapporto telefonico con questa Antonella sublime. E allora stamattina si è andati a fare la gita alla Torre di Pisa, si è tornati, a me fregava nulla di cosa faceva, però stavo al telefono. A un certo punto mi chiama dopo 5 mesi e mi dice, i 5 mesi di telefonate ovviamente, mi telefona e mi dice: Gianluca, ciao, che stai facendo? Dice: sono a Milano, sto provando una commedia musicale che era Gigi, che facevo. Che bello il teatro, quanto mi piace il teatro, mi ci inviti? Dico: molto volentieri. E mi fa: senti, ma l'altra sera che c'avevi? Dico: non so, che c'avevo? No, ti ho visto l'altra sera in televisione. Dice: ma non stavo in televisione l'altra sera. No, ti ho visto al Festival Bar. Guarda, io il Festival Bar non l'ho mai fatto, ho detto non ti prendono. No, assolutamente. Allora, vuoi stare a vedere che hanno messo una replica di qualcosa che ho fatto io e questa pensa che sia il Festival Bar. Mi fa: ma no, l'altra sera ti ho visto al Festival Bar quando ti sei buttato sul pubblico. No, io non mi sono mai buttato sul pubblico, anche perché il sarto non me lo consente proprio. Se mi butto si spacca il gessato, capito? Allora fa: ma come no, l'altra sera quando te le cantavi Destinazione Paradiso? Dico: ma quello è Gianluca Grignani. Ma perché? Te chi sei? Io sono Gianluca Guidi. Oddio. Ha chiuso, non l'ho più sentita nella mia vita.
5 mesi. 5 mesi. Lei convinta di parlare con Gianluca Grignani, io convinto di avere una fan under 18. Capito? Sì, Beh, sono soddisfazioni. Grosse, enormi. Grosse ed enormi. Sì, devo leggere, scusa Gianluca. Prego. Vai. È uscita, allora, dov'è? Fate vedere, eccola qua. Non riesce neanche a dirlo. Berlusconi. Berlucchi, no. Sembrava Costanzo, Berlusconi. Allora, Berlusconi dichiara alla stampa: peccato che sia finito il tempo per l'appello finale. Altri 30 secondi e vi abolivo l'IVA, l'IRPEF, l'ictus, l'herpes, il colesterolo, l'emicrania, i rigori alla Juve e i comunisti. Ancora 30 secondi. Vabbè. Dopo il faccia a faccia, la Lega Alcolisti Anonimi dichiara: abbiamo un nuovo iscritto, il difficile sarà farlo rimanere anonimo. Senti. Che bello, oggi la puntata. Vuoi cantare, Gianluca? Sì. Vai, c'ho un pezzo per te, guarda. Vai. C'ho un pezzo meraviglioso che si intitola Guarda che luna, la conosci? Facciamo insieme? Sì, tutti. Con lo stop, vai. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Vai Gianluca, vai. Folle d'amore, se così io non la so, vorrei morire. Giusta. Mentre la luna di lassù mi sta a guardare, il resto soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire. perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Antonella di Cecina chiama e dice: grande fiore nel duetto con Grignani. Bibi, sabato sera. Certo. Venerdì, ti basterebbe il venerdì? Ma fa che? Come? Il Gianluca Guidi Show. Ma io vengo volentieri, pagando anche. Tu canti e racconti le tue storie della sagra, della triglia. Volentieri, sì. Hai qualche altra sagra da raccontarci? Beh, una specie di sagra fu quando andammo, anche se molto piacevole, devo dire, dopo Sanremo. Sempre quel Sanremo, hai fatto tutto. Io ho legato tutta la mia vita a quella cosa lì. Dopo Sanremo Sanremo il silenzio. Ma Sanremo invece fu, no, perché andammo al secondo, il primo anno arrivai sesto tra le nuove proposte, perché essendo 6 peggio non si poteva. Il secondo anno invece terzo ed eravamo invece in 20. Primo arrivò sempre le nuove proposte, arrivò Masini primo, secondo Franco Fasano e terzo io. E allora Aragozzini, che era il patron del festival, di questi 2 festival che ho fatto io, ci portò in vacanza a fare Sanremo in the World. Nel mondo? Certo, andammo a Toronto e Toronto. Già fa ridere. Già Toronto fa ridere. Toronto. Questa è carina perché io ho cominciato in un ristorante messicano a cantare. Ma dai, ma davvero? Sì. Mi è venuto in mente Toronto perché eravamo Gianluca, il leader della band era El Gato, che era il chitarrista, e io ero Gianluca, e suonavamo Grignanos, Los Grignanos, e col poncio e il sombrero facevamo, io avevo le maracas, e il Gato faceva porom pom pom e io facevo ai, e lui poro porom pom pom, era un supporto, io dicevo. E come andò allora lì? Al messicano o a New York? No, a New York. A New York arrivammo a New York e a Toronto, no? Toronto passò. Ma che fa? Tu passi da città così io con Aragozzini non te ne accorgevi nemmeno.
portava di qua. No, arrivammo a Toronto, facemmo la nostra serata, peraltro per migliaia di persone che poi io scoprì essere esclusivamente italiani, che nessuno conosceva, a parte 2 o 3, insomma. Però la cosa emozionante fu New York, al Madison Square Garden, perché proprio erano 7.000-8.000 italiani proprio. Fu una roba meravigliosa. Noi eravamo a New York e Milva perse subito il beauty case con i gioielli. E quindi disse, ci misero tutti in quarantena in una stanza come se li avessimo rubati noi, no? Quindi c'era i Pooh, Red, Canzian, tutti quanti, Cutugno, tutti ladri, quasi ammanettati in una stanza. E lei disse, si voltò verso Ragazzini, fu sublime, Adrianuccio, e lui fece, sì Milva, mi presteresti $30.000 per ricomprare? E Ragazzini è scomparso come David Copperfield svenendo ho un bellissimo ricordo dei festival. Ma la cosa bella è che la cosa che mi emozionava era il fatto che avrei cantato sullo stesso palcoscenico di Frank Sinatra, sai, il concerto mitico del 74 che comincia proprio con Ladies and Gentlemen. Esattamente. Continua come me. She gets hungry e la folla va già for dinner at 8, likes the theater, esatto, never comes late, shit never bothers with those people shit hate, that's why the lady is a tramp. Ha mangiato le lasagne, Fiorello, si sente. Allora io ero emozionatissimo, ero nella stanza. Che bella la storia con l'insert musicale, sembra un film. Dai, continua. Allora io ero emozionato nella mia stanza d'albergo perché era di fronte al Madison. E mi dicevo, tra me dicevo, stasera Gianluca tu canterai sullo stesso palcoscenico di Sinatra, insomma era una cosa per me enorme. Mi stavo vestendo, per l'occasione mi immagino normalmente. Ho detto mi stavo vestendo, non ho detto. Normalmente col gessato lì che ti sei messo? Un frac. Avevo un frac, smoking, di più petto, mentre mettevo la fascia, le cose. Dice Gianluca stasera tu canterai sullo stesso palcoscenico di Sinatra, canti sullo stesso, e me lo ripetevo, era un training autogeno di questa cosa qui. Prendo l'ascensore al 17° piano, scendo da solo e dico Gianluca stasera sul palcoscenico si aprono le porte dell'ascensore sulla hall dell'albergo dove stavamo e incontro lui, Frank Mino Reitano, il quale entrava al Madison con me e gli ho detto, però lui in una limousine bianca era con la moglie, ho detto Mino where are you going? Non successe niente, poi andò via senza rispondere e non e entrò al Madison con la cosa, e la cosa sublime fu che quando partì la sigla di Sanremo nel mondo io ero il primo a cantare, essendo l'ultimo classificato. Ero il primo a esibirmi, che andava dagli Scrausi in poi, e quando entrai io ero concentratissimo, avevo sto riflettore in faccia, chiusi gli occhi, cantai tutto il primo pezzo di Sanremo fino all'inciso, quando presi coraggio e aprì gli occhi e davanti a me c'era la platea del Madison completamente vuota, cioè non erano ancora entrati. Con le pile, le mascherine, c'erano lei al posto 28, lei al 44. Quando è entrato Fasano era pieno il Madison. Gianluca Guidi, eccolo qua. Venite al Brancaccio, The Producers, Enzo Iacchetti e i sottoscritti. Un uomo da scoprire, Gianluca Guidi. E adesso Gianluca Guidi, hai visto il Caimano? No. Non l'hai visto? Non ancora. Lavoriamo la sera, per cui è molto difficile. Come fai Baldini? Come fai? Certo, vabbè, comunque vacci perché è carino, è bello. Me l'hanno detto, andrò. Visto, andrò. Sì. Tu l'hai poi visto? l'abbiamo avuto ospite. Ecco, senti. Buongiorno maestro. È qua Moretti. Buongiorno Moretti. Sì, buongiorno, bravi. Perché bravi? Di che, scusi? Perseverate con il vostro teatrino dell'inutile. Noi siamo così per lui. La classifica delle cose inutili. Sì. All'ultimo posto. Addirittura. Sono indecisa all'ultimo posto se mettere Vivo Radio 2 o il portavoce di Mastella, non lo so. Bravo. Opti per la seconda, Moretti. Un attimo, attenda. Sì, sempre acido questo. Ha sbagliato cuffia Moretti. Sempre acido, non l'addolcisce nemmeno il successo del Caimano, al primo posto negli incassi, ha battuto anche Verdone. Questo è vero. Mi dispiace per il mio miglior nemico, però mi dispiace molto. Non ci sembra molto, che ulula, non ci sembra molto addolorato. Sono molto addolorato. Sì.
Purtroppo in quel filmetto è stata sbagliata la scelta di far recitare quell'attorucolo romano incapace e senza futuro. Adesso non diamo tutta la colpa a Muccino, dai. Ma chi parla di Muccino? Io sto parlando di Carlo Verdone, è chiaro. C'è chi lo considera l'erede di Alberto Sordi, forse non era presente alla lettura del testamento. Moretti, se adesso mettiamo in discussione anche Verdone, allora non lo so. Mettiamolo in discussione. Questo ex cabarettista televisivo che non vale un'unghia di tante comparse di Cinecittà, e potrei fare molti nomi. Beh, ad esempio, dai, ci dica qualcuno. Ad esempio, il grande caratterista Otello Pistarozzi. Vabbè. Beh, guarda, nel film Sansone contro Godzilla, Colossal del 51 a Cinecittà faceva il terzo filisteo da sinistra nella scena del crollo del tempio. Guardi, purtroppo il film mi sfugge un attimo. Memorabile. Certo. Il primo piano con l'espressione di sorpresa e dolore del Pistarozzi quando un capitello corinzio gli cade sul piede. Solo in quel momento egli ha la rivelazione che non è il solito polistirolo fasullo di Cinecittà, ma vero travertino di Carrara. Qualcuno ha lasciato un antifurto. Vabbè. Sì, va bene, senta. Allora, potremmo proporre, che so, una retrospettiva di Otello Pistarozzi al Sacher? Già fatto. Ecco, ci fu un Pistarozzi Day nel 2002. Vabbè, no, certo. Senta, a proposito, cosa c'è al cinema, al Sacher? Il suo film? Legge. Il suo film è legge, il Caimano? Lei non legge? No, io non leggo io mai. Aspetto con ansia la sua battuta appoggiata al muro, sa? Dicevo, cosa trasmettete al Sacher oggi? Il suo film Il Caimano? La parola è Caimano. Ecco. Ma ti pare? Ecco, figura. Che banale. Ecco, l'ho detto, mi dà di banale. Il cinema di Moretti che trasmette il film di Moretti. Cosa deve fare? Scusa. Solo lei poteva venire in mente veramente una cosa così squallida. Ecco, bravo. Oggi proietteremo un film meraviglioso. Cos'è? Si intitola La triste vita di relazione sociale di un verme solitario. Bello. Che film è? Interamente girato in endoscopia Super 8 in bianco e nero. Guardi, nonostante il grande successo, l'attore protagonista, pensi, ha deciso di non girare più il seguito del film. Ci credo. Vabbè, vi saluto, vado a un dibattito sul Caimano in una multisala di Rocca Monfina. Va bene, grazie a Nani Moretti. Salutatemi Grignani. Sì, te lo salutiamo. Vabbè. Solito acido, Moretti. Va bene, abbiamo notizie che arrivano qui. Sì? Volevamo ricordare sempre il nastrino rosso, il nastrino rosso. Poi cosa c'era? Avevo un sacco di cose da ricordare oggi che però ho dimenticato. Salutiamo Simone Di Luca, detto il diavolo. Un saluto che ci è arrivato dal pubblico, lo salutiamo. E poi cosa abbiamo anche questa sera? La replica non andrà in onda alle 11, solitamente alle 11 c'è la replica, no? Che c'è? Però siccome stasera ci sono varie tribune politiche, e allora andrà in onda alle 21:40 in prima serata, capito? 21:40. Che c'è alla televisione stasera? Alle 21:40 c'è Music Farm stasera, Music Farm, e poi c'è cosa c'è? Chi c'è? Martedì? Scusate ragazzi, c'è l'Inter stasera. Ma sbaglio o stasera? C'è l'Inter. Ok, Viva Radio 2 finisce qua, arrivederci. Vado a posizionare sul divano direttamente, già pronto da adesso. Attenzione, e Viva Radio 2 non è una tribuna politica, perché? Alle 21:40. Alle 21:40, sì, alle 21:40 l'ho detto. Ho detto alle 21:40, l'ho detto alle 21:40. Sì, 21:40. Ah, bello, l'ho detto, l'ho detto, E diamo a Cesare. C'è una notizia, l'ultima, io vorrei leggere, ma non ho il coraggio. No, volevo salutare gli amici di Radio Vaticana. Padre, può venire qua un attimo? Su. Che a me piace sentire. Date una cuffia. Come la chiamo? Father James. Come? Father James. Qua, si metta qua, padre. Cosa le dice questa musica? Senta bene, Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Amen. La sente? Sì. Questo è familiare, no? Sì, questo è il jingle di Radio Vaticana. Bello, vivo, allegro, no, per forza. Certo. Io ci ho trasmesso, lo sai? Sì, lui ha trasmesso a Radio Vaticana. Allora,
diciamo come presentiamoci. Don Giacomo. Don Giacomo, come lei cosa fa a Radio Vaticana? Le dediche non ci sono. No. Facciamo un programma ogni 15 giorni di attualità. Per esempio ieri siamo andati in onda dalle 15:30 alle 16 commentando l'anniversario del Papa. Questa è una cosa bella, anzi vogliamo commentarlo anche noi in due parole? In due parole dette da lei. Che io sono andato giù davanti alla tomba. Sei andato? No, purtroppo no. No, purtroppo che. Vabbè, non dire niente. No, c'era. Tu, gliela dico la scusa. No, di solo no. Di solo no. Di solo non dire altro. Fila di gente interminabile. Però adesso possiamo, secondo me, trovare il modo per andare, perché bisogna rendere omaggio ci mancherebbe. Un grande come Papa Wojtyła. Esatto. La cosa bella è che scendendo giù incontri giovani, anziani, e davanti a me, quando sono andato mercoledì scorso con un gruppo di ragazzi, c'era un giovane che aveva il piercing dappertutto. Era tutto piercingato. Esatto. E allora mi sono detto, di fronte a questo Papa non c'è piercing che tenga. Cioè proprio vuol dire tutti, veramente tutti. Bravo. Scusate, ma io purtroppo non posso vedere Gianluca Guidi che si è messo l'occhialetto, adesso sì che sembra ottantenne, devo dire. Si è messo un occhialetto in punta di naso che sembra una cosa veramente. Purtroppo, avendo io geneticamente 40 anni quasi. Geneticamente? Ma mentalmente cifre alle stelle. Iperboliche. Però mi è calata la vista negli ultimi 6 mesi. Ho capito. Quindi per leggere da vicino devo mettere l'occhialetto. E ho comprato questo modello bello all'avanguardia che abbiamo io e i Rolling Stones. Abbiamo questo modellino. Don Giacomo, che musica sentite? Lì a radio. Di tutto, perché è un programma che va in diretta e quindi mettiamo su musiche di tutti i tipi. Infatti 105 Live si chiama. Però è nata col giubileo del 2000. Io sono stato ospite a 105 Live. Esatto, 105 Live. Ed è lo studio dove è andato il Papa adesso. Per i 70 Ratzinger. anni. Yes. Com'è, simpatico? Abbastanza. No, Don Giacomo che fa l'imitazione. Fantastico. Caro giovane Fiorello, ti aspetto alla giornata mondiale della gioventù a Sydney. A Sydney, però. Don Giacomo. Ma lei, Don Giacomo, lei vuole diventare Papa prima o poi? Non è sulla strada giusta, Uniqui. Perché è quello. Lo dico in latino. Uniquique sum non prevalebunt. Tradotto. Certo, a ciascuno il suo affinché non prevalgano uno sugli altri. Ma Don Giacomo, mi perdoni, ma esiste non si può dire carriera ecclesiastica, è brutto, anche se c'è, no? Anche se bisogna essere onesti. Lo diciamo nell'escursus. Ma c'è lei, no? Te, ti do del tu, sei giovane, quanti anni hai? 37. E allora ti do del tu, del tu. Sono prete da 12 anni. Da 12 anni, quindi ne avevi? Sono entrato in seminario a 18, diventato prete a 24. A 24. E se uno fa carriera, già a quest'età cosa dovrebbe essere uno per già. Non dovrebbe stare qui. No. Vuol dire che già. Per radio è una carriera. Senti, però, possiamo fare un po' di ironia perché allora, attenzione. Ciao ragazzi, siamo noi di Radio Vaticana. Allora, da San Paolo ai Corinzi dedichiamo Dio come ti amo. Di Modugno, bella. Ma visto che voi avete cantato spesso qualcosa di Chiesa, facciamo qualcosa insieme. Ecco, cosa? Don Giacomo. Dimmi tu. Io so solo quella lì bene. Signore, sei tu il mio pastore. In che versione? La facciamo rock. No, normale. Signore, sei tu il mio pastore. Eppure poi possiamo dare delle intonazioni. Faccia lei. Delle intonazioni anche particolari. Passiamo dal rock al melodico. È lui, sta dicendo lui, No, però insieme. Vai. Al bossa nova, per esempio. Signore, sei tu il mio pastore. Oh yeah! Nulla mi può mancare nei tuoi pascoli verdi, yeah! Su pascoli erbosi mi fai riposare, ad acque tranquille mi conduci. Non la so, adesso non la so, ma conto il mio Signore, sei tu il mio pastore. Oh yeah! Nulla mi può mancare
mancare. Vai Don Giulio. Sei tu il mio pastore. Nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Beh, Don Giacomo, c'è stato un periodo negli anni 70 che veniva celebrata, si chiamava la Messa Beat. La Messa Beat, tu non te lo puoi ricordare, perché io sì, negli anni 70 eri giovane. No, io sono nato nel 69. Nel 69, io nel 74 ero. 74? No, ho detto. Io nel 74 facevo già la cartolina militare. Avevo 14 anni, quindi già. Io la servivo dunque. Questa canzone. Un attimo, cosa? Servivo messa, lo sai. Tu ti vendevi il vino, secondo me. Anche, anch'io ho servito messa. A un mio amico scusa. Sì, dicevi no. Non è un aneddoto pazzesco, ho detto servivo messa. Io mi ubriacai una volta. A un mio amico prete, è uno scherzo, si chiama Don Francesco. In una parrocchietta fecero questo, e non è uno scherzo, e non è nemmeno uno scherzo di cattivo gusto, ma la sagrestana sbagliò, come a volte succede nei bar riguardo alle bottiglie d'acqua messe sotto l'acqua, cioè sì, che c'è l'acido che succede. Nell'ampollina dell'acqua misero la cera liquida. Ah, fantastico. Lui mise 2 gocce d'acqua e nulla che successe? No, niente. Ma quando andò a sciacquare il calice, a pulire, a purificare il calice, brillava. Pubblicità. Brillava perché con la cera. Io direi di fare un applauso allo spirito di. No, lo spirito nel senso allo spirito di simpatia di Don Giacomo da Radio Vaticana. Grazie Don Giacomo. Siamo arrivati ai saluti. Grazie, saluti Don Giacomo. Allora, salutiamo gli autori: Bozzi, Cassini, Virisio, Taddia. Bozzi, torna presto, sta casa aspetta a te. È vero. Dai, poi Marco Lolli, il nostro regista, i nostri tecnici Marco Cristilli, Marco Azzori e Maurizio Lepri, il tecnico più veloce della Rai. Poi salutiamo il nostro MC Cremonesi. Cremonesi sta ridendo in maniera finta, c'è il sorriso, non vede l'ora che il programma finisca. Vede l'ora che il programma finisca. Ci sei rimasto così male, colpito e affondato. Adesso vedrai che Bibi ti consolerà. Verrà da te e ti dirà: è una bella canzone. Perché dire così? Perché? Vero Bibi? Com'era secondo te Bibi? Una bella canzone, vedi? Guarda che bella. E intanto salutiamo anche Massimo Pacciani, Carmelo Sgro e Antonello Corradussa. Tra l'altro l'ha scritta anche Pacciani questa canzone. La nostra Gabriellina Germani. Appuntamento a domani. Provenzano e Elisabetta Farina, redazione Marina Mancini e Gianluca Guidi, che oggi ci ha onorato della sua presenza e risata. Grazie a voi. Marco Lui, tutti. Ok, abbiamo finito, ci colleghiamo con gli spostati così li salutiamo. Spostati? Dai, pronto? Ci siete? No, dopo ieri, guarda. Mi sa che mi sa che gli hanno chiuso proprio i microfoni. Poi oggi. Pronto? Sì? Ci sentite? Sì, Music Farm, ci siete? Music Farm, pronto? Pronto? Mi sentite spostati? Sì. Noi no, Don Giacomo, provi lei. Vediamo se riusciamo a metterci spostati, ati. Alouette, Generalouette. Niente, ok. Si vede che purtroppo gli spostati. Noi vi sentiamo. Ah sì, noi non vi sentiamo purtroppo. Molto male. È una gag. Pronto? Abbiamo uno scoop. Franco Califano dorme e parla ancora stanotte. Volete sentire? Sì, se è possibile. C'è una clip audio, sì. Arriva. Poi vedete di dire, capite, vado al mare, faccio un po' cazzare per darmi un nulla e poi perché. Non so se avete capito. Niente, nulla. Però faceva ridere. Sì, non abbiamo capito. Ha detto vado al mare. Ha detto vado al mare, faccio un po' il cazzaro, mi metto a ridere con lui e poi vado a casa. Franco, tu hai detto questo, Franco. Ciao Fiore. Ciao Fiore, ciao. Ciao Marco, ciao. Senti, Franco, ma io non so quello che dico. Lo sai che ci siamo organizzati adesso col pianoforte, che tu puoi sentire la musica che ti suoniamo noi da qui? Senti. Sì? D'accordo, un incontro. Vaffanculo.
ha riconosciuto. Franco, Fiorellino mio, io sai che qualche notte parlerò con te anche. Io spero, sarei onorato prima di dormire, allora chissà che qualche notte non dica qualcosa di poetico. Stasera c'è l'Inter, Franco. Volevo dirti una cosa, Franco. C'è l'Inter stasera, mi raccomando. Lo so, c'ho Don Giacomo di Radio Vaticana qui con me, noi. Franco. L'ho visto, l'ho sentito prima, è una bella voce, una bella personalità. Ciao Franco. Ti saluta. Ciao Franco. Ciao, come stai? Bene, e tu? Posso darti il tu, 37 anni, quindi. Perfetto. Ti vuoi confessare con lui, non in diretta, ovviamente? No, in diretta non si può. No, in diretta lo so, in diretta non si può. A Music Farm c'è il confessionale. Un altro confessionale. No, un altro. E come vi sentite voi, ad esempio, che vi è stato un po' rubato questo termine del confessionale? La vedete un po' blasfema o come? Beh, a me è capitato che qualche ragazzo dicesse: Don, però facciamo sul serio, cioè insomma voglio parlare di cose. Esatto, non come facevano così, esatto. Ok. Al confessionale là. Beh, ma Franco, io credo che io lo chiamo il colloquio del riformatorio. Franco, quando ti sei confessato l'ultima volta? L'ultima volta mi sono confessato qui l'altro ieri. Sì. Ma noi parlavamo in termini. No, quella avevo dire, la confessione vera. Sì. Esatto. Quando? Saranno passati una quarantina d'anni. Una quarantina d'anni? Ti ci tengono 3 giorni. Ti danno la condizionale. Sì. Però non è mai tardi, non è mai tardi, perché ho accumulato insieme, posso fare un riassunto, mini riassunto e venire presto, magari da lei, perché no? Magari nel sonno reciti 3 Ave Maria, 3 Padre Nostro, così. Valgono di più che 30 nella vita vivo. Scusate se non ci accavalliamo. Don Giacomo si è proposto per... Sì, no, ti propongo, andiamo insieme da Don Matteo. Perfetto. Terence Hill. Alla grande Don Matteo. Hai sentito che ha detto io l'ho conosciuto, Io l'ho conosciuto. Chi, Don Matteo? No, Terence Hill, dal vivo. Sì? Sono andato sul set. E com'è? Mi fa: buongiorno padre, sai che lui è un po' americano. Un po' americano. Ho detto: ma faccio bene prete? Ho detto: ok, ho fatto perché mi scrivono molti che mi dicono che prego poco. Vero, fa il detective, sempre cecchina, inceschi. Mica sono così i preti. Esatto. Ho detto: no, fai bene. Poi vado dietro il regista e mi fa la gente lì va: padre, anche lei che è una comparsa? No, sono prete vero io. È vero. Fantastico. Io lo prenderei a Radio 2. Franco, senti, ma se ti faccio l'accordo, ma la fai un pochino, ma la fai. Sì, d'accordo, l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. No, che accordo di bene, questo è un accordo svizzero. Non lo so, che accordo vuoi, Franco? No, l'accordo quello vero è che mi fai le trappole pure qui in radio, mamma mia. No, è questo quello vero. È quello, Sì, guarda. Baldini, è vero? Sì, è vero, giuro. D'accordo, l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito al cielo dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiore cura. Tutto il resto è noia. L'hai tagliata. Io ho fatto il taglio come si fa di solito per accorciare, per i tempi. Certo, bravo, i tempi radiofonici. Certo. Mi saluti pure Gianluca, so che c'è Gianluca. Ciao Franco, buongiorno. Ciao, come stai? Tu come stai? Io sto abbastanza bene. Pure io abbastanza bene. Mi manca qualcosa, mi manca molto. Cosa ti manca? Mi mancano i giornali, mi mancano le donne, mi mancano l'Inter gioca stasera l'Inter. Sì, gioca stasera. Vuoi sapere come facciamo domani a dirgli il risultato a Franco? Domani in diretta glielo diciamo. Certo. No, bisogna fare qualcosa di più. Bisogna fare di tutto per farmelo sapere stasera. E noi te lo faremo sapere. E voi farete di tutto. Franco, la formazione. Formazione. Dimmela tua. Io non la so. Nel sonno l'hai detta. L'hai detta sì, ma l'altra partita. Ma tu perché ci sono gli squalificati. Dille lo stesso che mi piace come la dici, perché la sa tutta, ne sa una standard che è. Vai. Quale? Toldo, Zanetti, Materazzi, Cordoba, Samuel, Uome, Figo, Cambiasso, Veron, Ossolario, poi Adriano e Martins. Ragazzi, l'ha azzeccata precisa. L'hai azzeccata, è pubblicata sul giornale. È incredibile. L'Inter in contropiede c'è Recoba con Adriano. Sei contento? Sì, no, Recoba con Adriano, Sì. Allora Martins è fortunato? Non lo so. No, lo stanno facendo riposare un po' troppo. Sì. Va bene, grazie. Ciao Franco. Ciao. Grazie ciao a tutti. Ciao, a domani. Ciao.